L'omicida di Gabriele Vaccaro è stato fermato, sarebbe un 17enne egiziano con precedenti per porto abusivo di armi. Conferenza stampa sabato del Campo Largo a favore di Michele Sodano. Cartannilica ritira la candidatura ma poi torna in corsa. Centrodestra spaccato, Lega e DC puntano su Gentile. Il gruppo dei meloniani volare alto pronto ad appoggiarlo. Anticipo d'estate ieri a San Leone che ha registrato i primi bagnanti, ma il belvedere di Piazzale Aster continua ad essere un monumento al degrado e all'incuria di chi amministra. Rissa sabato in via Atenea si trova a passare il questore Tommaso Palumbo che interviene e la seda. Operazione interforze a San Leone per il controllo del territorio e repressione di fenomeni di illegalità. Una campionessa al servizio della gente. Giusy Parolino ha tenuto ieri una lezione di sport e vita alla tenda Lo Slancio. Primo appuntamento con la Sicilia a Messina con il tour di Renato Zero. Libro del cardiochirurgo Ruvolo sulle liste d'attesa. Brutta sconfitta dell'Acragas, vittoria netta del Castrum Favara. I nostri servizi sul fine settimana calcistico delle squadre agrigentino. E ben trovati dalla nostra redazione, apriamo il TG con l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne di Favara ucciso nella notte tra sabato e domenica a Pavia. C'è una svolta nelle indagini, la squadra mobile agli ordini del commissario Andrea Lenucci ha eseguito il fermo di un 17enne egiziano ritenuto l'autore del delitto. Il minore era già stato denunciato per porto abusivo di armi, altri 3 giovani risultano indagati a piede libero, erano in compagnia dell'omicida e avrebbero assistito alla scena senza intervenire. Il cerchio si è chiuso sul 17enne egiziano grazie ad alcune testimonianze e ai filmati delle telecamere estrapolati dagli investigatori. Gli agenti erano a caccia di una Volkswagen Touran che è stata intercettata non lontana dal luogo del delitto. La svolta è arrivata ieri sera quando i poliziotti hanno portato in questura 3 persone. Una di loro, il 17enne egiziano, è stato poi fermato per omicidio. Decisiva la testimonianza dell'amico di Gabriele Vaccaro, un coetaneo originario di Ribera che si trova ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito con la stessa arma ad un braccio e all'addome. Apriamo adesso un'ampia pagina di politica. C'è stata conferenza stampa sabato presso il circolo Empedocleo. Il Campo Largo ha dato la prova del suo sostegno al candidato a sindaco Michele Sodano. Ci sono le interviste. Onorevole, allora oggi una manifestazione molto partecipata. Che obiettivi pensate di raggiungere? Gli obiettivi sono quelli di liberare Agrigento e garantire una buona amministrazione. Noi siamo cittadini che entrano a Palazzo dei Giganti per ridare a questo posto in cui siamo nati, ma che tristemente è stato anche un luogo di fuga di tutti i miei coetanei, la possibilità di ritornare a vivere qua. Questo come lo fai? Creando servizi, ripartendo da quelli essenziali come le strade, i rifiuti, l'acqua e costruendo una politica del lavoro, una politica della civiltà, un'educazione affinché si possa veramente ritornare a considerare Agrigento un luogo dove vale la pena vivere. Oggi abbiamo dimostrato che il Campo Largo è unito ed è forte ed è chiamato ad esprimere le migliori professionalità per governare questa città, farlo però non trincerandosi dietro Palazzo dei Giganti, ma aprendosi all'ascolto, perché una comunità rinasce quando insieme determina il proprio indirizzo, la propria via, e noi stiamo ricreando una cultura politica e non possiamo che essere gioiosi. Lo dico, al di là di come andrà a finire, di aver innescato una fiamma che in questa città non si vedeva più da troppo tempo. C'è già una compagine assessoriale?
Noi oggi con la lista, con le liste che si sono aggiunte al nostro campo progressista, chiediamo a tutti di poter esprimere le migliori professionalità che andranno a governare questa città. State raccogliendo le firme, so che sta andando molto bene, segno di una simpatia che sta raccogliendo Michele per la candidatura a sindaco di Agrigento. Il campo largo è unito, siamo compatti, siamo consapevoli della grande sfida che abbiamo davanti. Certamente sarà una campagna elettorale in cui parleremo di quello che vogliamo fare per la città. Siamo una delle poche coalizioni che abbiamo già un programma pronto, operativo, i partiti sono uniti, sono compatti. Mi permetto di dire che probabilmente Agrigento è pronta a liberarsi e a vincere al primo turno con Michele Sodano. Agrigento è stata da sempre una roccaforte democristiana e poi di centrodestra, questo non mi preoccupa. Non ci preoccupa, c'è un grande senso di libertà, di liberazione che questa città percepisce. La nostra coalizione può raccogliere questo voto libero, genuino, che sa di fresco profumo di libertà. Notizie sull'interrogazione parlamentare dei costi della Sagra? Ancora no, però attendiamo fiduciosi perché è giusto che i cittadini sappiano. L'impegno assunto al tavolo regionale che onoriamo è la volontà di sostenere Michele Sodano come Movimento 5 Stelle, ma anche la necessità di aprirsi alla guardi, io sono del Movimento 5 Stelle, guardi, questa è la testimonianza che il Movimento 5 Stelle è qua. Scusa Angelo, ho ricevuto le mail da Tino Buscemi che dice che il gruppo territoriale di Agrigento non ha mai sostenuto Michele Sodano. Guardi, io non so le mail che riceve lei, ma non credo che alla città interessino le diatribe e le contrapposizioni. Io credo che alla città interessino i contenuti, i programmi e la visione e la prospettiva che si vuole dare. Se qualcuno ama montare ad arte polemiche perché probabilmente su quelle intende sguazzarci, noi siamo persone serie che rispettiamo gli impegni e quindi vogliamo solo il bene di Agrigento e di questa comunità. scusa Angelo, senza polemiche, ecco, molta gente vuole capire come mai questa storia del simbolo, anche Cartanilica si è ritirato, cioè come l'ha spiegata insomma? Non c'è alcuna storia del simbolo e non ci sono ritiri, siamo in una fase ancora di composizione della lista, come ho detto, e abbiamo ritenuto opportuno rispetto al percorso intrapreso aprire alla società civile ed essere inclusivi, cosa che probabilmente negli anni passati il Movimento 5 Stelle di Agrigento non è riuscito a fare. Serve aggregare, serve essere inclusivi e serve mettere al centro i programmi prima delle persone e dei simboli. Praticamente però ora dovete raccogliere 400 firme per presentare la lista. Guardi, io ricordavo un particolare a qualcuno che credo che un candidato sindaco 6 anni fa, Lillo Firetto, presentò o 7 o 8 liste civiche e raccolse le firme nelle ultime ore. Noi siamo aperti, ripeto, a qualsiasi espressione della società civile. Per le firme siamo certi che la città di Agrigento ci sosterrà e quindi raccoglieremo quanto necessario per la sottoscrizione delle liste nei momenti utili e nei termini che sono fissati il 29 aprile alle ore 12. Sì, assolutamente una bella pagina quella di oggi ad Agrigento, l'inizio di una bella battaglia elettorale. Sono convinto che finalmente ad Agrigento si può davvero dare una visione nuova. È chiaro che non possiamo più accettare quella visione della bruttissima figura che abbiamo fatto di Agrigento capitale della cultura e come dire ancora quelle immagini dei tombini di quello che è accaduto in questa città, e allora il campo progressista insieme oggi davvero inizia da Agrigento la possibilità di poter mettere un germoglio che ci vede in alternativa rispetto a questo governo fallimentare regionale che è in grande approssimazione e che non ha visione politica. E restando all'interno del campo largo, mai
elezioni, possiamo dire, sono state contrassegnate da tanti colpi di scena. Il Movimento 5 Stelle non autorizza l'utilizzo del suo simbolo, anzi in una nota chiarisce che la candidatura Sodano non è mai stata avanzata nel corso di riunioni durante l'anno, nel corso delle quali l'unico nome presente è stato quello di Onofrio Dispenza, e anche in questo caso si scatena una grande bagarre che ha indispettito Alfonso Cartannilica, che ha immediatamente ritirato la sua candidatura, ma poche ore dopo ci ha ripensato e ha comunicato il dietrofront. Ha detto: siete stati così tanti, l'ho affermato nella sua pagina social, a chiedermi di tornare sui miei passi che sento il dovere morale di farlo. Mi candiderò da indipendente nella lista Casa Riformista a sostegno del candidato Sodano. Torna dunque in corsa per il Consiglio Comunale Alfonso Cartannilica. E anche nell'ambito del centrodestra le acque sono agitate, c'è un braccio di ferro che fa registrare anche un comunicato della Lega, che ha affermato ad Agrigento: Lega, Democrazia Cristiana e altre forze civiche candidano a sindaco l'ex assessore regionale Luigi Gentile. Abbiamo scelto, dicono, un profilo di spessore per dare una chance agli agrigentini e poter scegliere un primo cittadino in grado di amministrare bene la città. È una candidatura che non vuole avere un perimetro, ma anzi rappresenta, dicono, un'opzione aperta a tutti. Quanti vorranno un confronto sereno potranno trovare ascolto per ampliare la piattaforma elettorale che sosterrà Luigi Gentile. Lo si legge in una nota proprio diffusa dall'ufficio stampa della Lega. E nell'assoluto marasma che sta ingarbugliando il centrodestra continua questo braccio di ferro che ne certifica la spaccatura. In questa prova di forza si inserisce Domenico Incardona, che ha dato vita al movimento Volare Alto, che ci ha rilasciato un'intervista nella quale evidenzia una ulteriore spaccatura tra i meloniani, alcuni dei quali invece che a Longe sarebbero pronti ad appoggiare il candidato di Lega e DC Gentile. Sentiamolo. Dottor Incardona, lei aveva annunciato la sua candidatura con Volare Alto, ma ora ci sono dei nuovi risvolti. Quali sono? C'è un centrodestra attaccato ad Agrigento, lei fa parte dei meloniani, abbiamo letto su Repubblica che alcuni meloniani la stanno seguendo. Ma la mia candidatura nasce nell'ambito da un contesto di riaggregazione del mondo della destra agrigentina. La destra agrigentina, che è una destra plurale, in questi ultimi anni è stata ampiamente divisa. Oggi ho tentato, e penso di esserci riuscito, attraverso questo contenitore politico di Volare Alto, di riunire tutte quelle forze di destra che per un motivo o per un altro ormai avevano abbandonato la scena politica e si erano ritirate nel loro privato. Evidentemente la mia candidatura non è una candidatura di protesta e divisiva, ma vuole essere un'occasione di incontro per permettere dapprima la unità del mondo della destra storica e politica, che a me personalmente preme più di ogni altra cosa, e poi eventualmente aprirsi al tentativo di una coalizione vera, non una coalizione fasulla, che attraverso un programma condiviso possa presentare alla città un candidato, una classe dirigente e un programma amministrativo. Lei parla di un appoggio eventuale a Luigi Gentile, che ricordiamo storicamente Luigi Gentile faceva parte di Alleanza Nazionale. Ma certamente la candidatura di Luigi Gentile è stata attenzionata dal nostro ambiente politico, per cui stiamo valutando l'opportunità di un colloquio. Ad oggi non c'è nulla di particolare, anche perché io intendo riaprire una trattativa con tutte le forze politiche democratiche in Agrigento, perché il problema principale qual è stato?
il fatto che ad Agrigento non c'è stato nessun colloquio tra le forze politiche locali e tutto viene stabilito da un fantomatico tavolo regionale in cui le sorti di Agrigento vengono decise da catanesi, palermitani, addirittura romani che sconoscono non solo la realtà agrigentina, ma forse sconoscono persino le strade che portano ad Agrigento. Quindi noi riteniamo di iniziare immediatamente, e sono convinto che nel giro di 48 ore si potrà trovare la quadra, di una riaggregazione di quelle forze vere, democratiche, che hanno una storia, una traduzione di partiti politici di lungo corso, con cui presentare all'elettorato un sindaco e una classe dirigente. Ovviamente questa coalizione deve avere una pregiudiziale, su questo noi siamo decisi, devono uscire fuori dalla coalizione collusi, indagati, truffatori e via di seguito, perché è chiaro, la prima cosa, il prius di ogni buona azione amministrativa è la questione morale. Quindi se non c'è la questione morale possiamo parlare di tutto, di strade da asfaltare, di lampadine da mettere, ma poi la situazione sarà sempre negativa, come purtroppo è stato in questi anni in cui non si è assistito neanche a lotte politiche che hanno la loro logica e la loro validità, ma soltanto a guerre tra bande che litigano per spartirsi il bottino. Ed esplode una primavera che è quasi un anticipo d'estate. Ieri a San Leone presa d'assalto dai residenti che hanno approfittato per prendere le prime tintarelle e qualche coraggioso addirittura ha pensato di fare il primo bagno. Ma il belvedere di Piazzale Aster è rimasto fermo alla distruzione del passaggio del ciclone Harry. Dopo un lungo inverno che sembrava non volere cedere il passo, Agrigento si è svegliata con un anticipo d'estate che tutti attendevano da tempo, con temperature che nel pomeriggio hanno toccato i 25 gradi. Il litorale agrigentino è diventato la meta di migliaia di residenti desiderosi di scrollarsi di dosso il grigiore dei mesi freddi. E la località di San Leone, da sempre considerata la spiaggia degli agrigentini, è stata presa d'assalto già dalle prime ore del mattino. Non è mancato chi, sfidando un'acqua reduce dalle temperature invernali e dunque ancora pungente, ha deciso di concedersi il primo bagno della stagione, trasformando una domenica di aprile in un tipico weekend di luglio. E mentre il primo sole quasi estivo ha riportato i residenti sulle spiagge di San Leone, c'è un angolo del nostro litorale che sembra rimasto fermo al cuore dell'inverno, il belvedere di Piazzale Aster, punto di riferimento privilegiato per ammirare il tramonto e con vista sul mare cristallino e la spiaggia, e si presenta come un monumento all'abbandono ancora profondamente segnato dalle mareggiate che hanno flagellato la costa nei mesi scorsi. L'incuria che traspare non è solo un problema estetico, ma una vera e propria corsa contro il tempo che il comune sembra ignorare. Con l'estate oramai alle porte e le spiagge meta di passeggiate dei primi bagnanti, l'assenza di un cantiere operativo appare una grave negligenza amministrativa. Pavimentazioni divelte, panchine distrutte, muro di sostegno abbattuto e detriti rendono l'area l'emblema dell'assenza di chi amministra. E in un fine settimana segnato da una forte affluenza nel centro storico di Agrigento, la movida di Via Tenere è stata scossa da un improvviso episodio di violenza, una rissa scoppiata per motivi ancora in fase di accertamento lungo la centralissima via cittadina. A rendere l'episodio insolito è stato l'intervento diretto del questore di Agrigento, Tommaso Palumbo. Il vertice della Polizia di Stato si trovava a passare proprio lungo l'arteria principale della città per monitorare l'andamento dei servizi di ordine pubblico e non ha esitato ad intervenire personalmente per interrompere la lite e riportare la calma prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare.
Torniamo a Sallione, parliamo comunque di cronaca, dove c'è stato un controllo interforze mostrando un pugno di ferro contro l'abusivismo e la sosta selvaggia in vista dell'imminente stagione estiva. Per garantire il decoro urbano nel quartiere balneare, il lungomare è stato teatro di una vasta operazione di controllo coordinata e pattugliamento congiunto che ha visto operare in sinergia Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, e ha tenuto sotto controllo i fenomeni di illegalità che storicamente affliggono la zona durante i weekend di sole. Obiettivo dei controlli è stato il contrasto agli ambulanti illegali, infatti ieri non se ne sono visti, ma sono state anche elevate multe per sosta selvaggia e infrazioni al codice della strada. E adesso vi parliamo di una pagina di Agrigento, la città bella dove cuore, passione e sport hanno visto una campionessa mettere le sue abilità al servizio della gente. Lo ha fatto ieri Giusy Parolino, la pluripremiata agrigentina, leggenda del giavellotto nazionale, che dinanzi a un folto pubblico presso la tenda allo slancio della comunità missionaria Porta Aperta ha tenuto una lezione di sport e ginnastica, parlando anche di sana alimentazione e dell'importante rapporto corpo-mente. Noi l'abbiamo intervistata. Giusy Parolino, campionessa nello sport, ma oggi ha dimostrato di essere campionessa nella vita. Una lezione sia di vita che di sport, ma anche di consigli pratici. Ecco, una sintesi di questa bellissima e partecipatissima mattinata. Allora, intanto abbiamo fatto una prima analisi di quello che è il movimento in generale. Abbiamo toccato 4 punti importanti, che sono l'alimentazione, l'allenamento, il sonno e la meditazione. Abbiamo spiegato in forma sintetica tutti questi 4 punti, l'alimentazione comunque nei vari aspetti, non sicuramente da un punto di vista agonistico, ma a tutela della salute. Abbiamo parlato di carboidrati, abbiamo parlato di proteine, abbiamo parlato di grassi, degli equilibri, di metabolismo, abbiamo fatto una sintesi molto breve, ma abbiamo dato delle indicazioni precise sull'alimentazione. È seguito l'introduzione a quello che è il movimento, l'esercizio fisico, quindi tenendo conto soprattutto delle condizioni iniziali del soggetto che si avvicina a un'attività fisica. Dobbiamo tenere conto dell'età, dobbiamo tenere conto anche dell'anamnesi generale del soggetto. Poi abbiamo parlato di quello che è il sonno è importantissimo, considerato in un primo tempo una parte passiva, invece ora si riconosce al sonno una forte componente attiva, perché durante il sonno l'individuo si rigenera. In qualche modo il sonno comunque ti mette non solo nella condizione di rigenerarti, ma di ripararti, e questo è molto importante. Abbiamo parlato di quando si dorme poco, la produzione di cortisolo, perché si deve evitare, c'è tutta una serie di cose sul sonno. Poi abbiamo parlato anche della meditazione intesa come pensiero riflesso di se stessi. Abbiamo dato dei consigli, abbiamo iniziato la parte teorica dell'esercizio di base, l'esercizio motorio di base, parlando di esercizi di flessibilità, mobilità, e poi abbiamo fatto fare ad alcune persone presenti, che si sono tanto divertiti, perché lo scopo era proprio quello di creare cultura, divertimento, aggregazione, socialità, e quello era lo scopo principale. Abbiamo fatto una lezione pratica con gli esercizi di base, parlando degli esercizi del tutorial, agli esercizi anche del core, posturali, tutta una serie di cose molto semplici per arricchire questa domenica di informazioni che potranno essere utili a tutti nella propria quotidianità, dedicate 30 minuti al giorno all'attività fisica, che ne godrete sia come beneficio della salute, ma anche soprattutto della mente, che è la cosa più importante che noi abbiamo. Grazie alle suore che mi hanno invitato, alla professoressa Giovanna Cavaleri, ma soprattutto grazie alle tante persone presenti che hanno fatto sì che questo evento fosse un evento di gioia.
L'ora zero, grande spettacolo a Messina di Renato Zero, tra le ultime produzioni e la musica degli anni più belli. L'artista ha lanciato forti messaggi sociali e per noi c'era Enzo Gagliardo. Il Palarescifina di Messina ha fatto da scenario alla magia di Renato Zero, che ha dato il via alla prima delle 4 tappe siciliane del suo attesissimo tour L'Ora Zero. Per oltre 3 ore il pubblico messinese, composto da numerosi sorcini arrivati da ogni angolo dell'isola, ha avuto l'opportunità di immergersi in un'esperienza che ha superato la semplice esibizione musicale, trasformandosi in un vero e proprio spettacolo, una favola, una poesia. La serata si è aperta sulle note di No Mamma No, un brano che ha conquistato il pubblico con l'artista romano che ha subito dato la cifra dell'intero evento. La prima parte dello show è stata un viaggio attraverso le nuove sonorità proposte dal suo ultimo album L'Ora Zero, con brani come la title track e altre composizioni che hanno messo in luce il talento immutato del 75enne. Ma non solo, la seconda parte della scaletta ha visto i fan più affezionati rivivere i successi di una carriera leggendaria con medley che hanno attraversato le decadi, da Triangolo ai migliori anni della nostra vita, passando per Il cielo. La sua voce ha toccato il cuore di chiunque fosse presente. Renato Zero ha usato il palco anche per lanciare forti messaggi e chiari. Bella Sicilia, bella, bella, soprattutto senza il ponte, perché bisogna guadagnarla l'isola, bisogna guadagnare. I signori si mettano in fila per il traghetto, ok? Il momento di riflessione si è poi fatto più intenso quando il cantautore ha parlato della situazione mondiale, accusando l'aggressività e la violenza che sembrano dominare le vicende contemporanee. Grave, perché questo pianeta sta facendo sfoggio di un'aggressività, di una violenza e anche di questa superbia, no? Che vuole tutti alla mercé di questi 5 figli di puttana che posseggono il vasto territorio, gli abbondanti pozzi di petrolio, hanno sostanzialmente in pugno il destino del resto dell'umanità, che comunque contano soprattutto gli umani, quelli col sentimento, quelli che hanno voglia di accomunarsi, di stare insieme, di costruire un futuro, di fare dei figli. Quindi, insomma, la misura della pianificazione di questo tempo è sostanzialmente una parola sola: pace. La lotta per il rispetto della natura è un tema caro a Renato Zero, ha avuto un ruolo centrale nello spettacolo, con parole di denuncia nei confronti di un'umanità che con presunzione ha sovrastato l'ambiente. Il cantante ha ribadito la necessità di un cambiamento radicale del nostro modo di interagire con il mondo che ci circonda. Uno dei momenti più toccanti dello show è stato il tributo alle vittime di femminicidio. Su un grande LED sono apparsi i nomi di alcune donne che hanno perso la vita a causa della violenza di genere, un gesto che ha colpito il pubblico, accompagnato da parole di speranza per un futuro migliore dove il rispetto per le donne diventi un valore condiviso da tutti. Ospite d'eccezione della serata è stato il musicista Alterisio Paoletti, che ha impreziosito lo spettacolo con la sua presenza e il suo talento al pianoforte.
Il concerto si è concluso con un momento di grande emozione quando il video ha omaggiato la madre di Renato Zero, scomparsa da tempo, suscitando una commozione generale tra il pubblico presente, un tributo che ha reso ancora più speciali una serata già carica di significati. Con l'ora zero, Renato Zero ha dimostrato ancora una volta di essere un artista completo, capace non solo di incantare il pubblico con la sua musica, ma anche di utilizzare il palco come veicolo di messaggi sociali e riflessioni profonde. Questo è il mio pensiero. Vi ringrazio di essere venuti qui a ossequiare casomai questi miei 75 anni che sono volati. Il concerto messinese è stato senza dubbio un'esperienza che rimarrà impressa nel cuore di chi ha avuto il privilegio di assistervi, unendo la bellezza della musica alla potenza di un impegno civile e umano che non conosce età. Messaggio per gli smemorati. Non dimenticatemi, Ciao amore! Ci fermiamo adesso per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Liste d'attesa in sanità, è possibile eliminarle? È stato presentato a Sciacca il libro del cardiochirurgo Giovanni Ruvolo. Questo progetto è nato perché come presidente dell'associazione A Cuore Aperto io ho il dovere di diffondere una corretta cultura sanitaria e questo è stato il primo movens per cui ho scritto questo piccolo opuscolo. E poi perché ho voluto riflettere sui miei quasi 50 anni di attività medica e capire perché, nonostante decreti nazionali e regionali numerosi, nonostante finanziamenti multimilionari, ancora le liste d'attesa sono un grosso problema e le liste d'attesa non dimentichiamo che sono un'espressione dello stato della sanità italiana, non solo così un piccolo problema. Io penso che le liste d'attesa possono essere risolte, ci sono alcune cose che si possono fare, si debbono fare a livello ancora nazionale, ma anche a livello di ASP, a livello regionale, si possono fare delle correzioni che possono portare certamente ad una almeno riduzione delle liste d'attesa. Uno dei principi per risolvere il problema della lista d'attesa è dare al medico di medicina generale, che a me piace chiamare medico di famiglia, la centralità dell'assistenza territoriale. In questo contesto sono state aperte già numerose case di comunità nell'Agrigentino e dentro maggio prossimo saranno aperte tutte le case di comunità previste. L'azienda di Agrigento sta facendo un ottimo lavoro e io mi auguro che anche questo aiuti a ridurre le liste d'attesa. E adesso lo sport, Carmelo Lentini ci fa una panoramica del fine settimana calcistico, anche raccontandoci della sconfitta dell'Acragas. In Serie D vittoria salutare per il Castrum Favara di Piero Infantino che supera con il risultato di 3-1 il Città di Gela e così conquista 3 punti importanti per l'ottenimento della salvezza diretta. A 2 giornate dalla conclusione del campionato basterebbe un ultimo sforzo per brindare alla meritata permanenza in Serie D. Continua invece in vetta alla classifica il testa a testa tra Nice e Savoia, entrambe vittoriose inseguite a distanza dalla regina. Torna a vincere fuori casa l'Atletic Palermo che mira alla zona playoff. Per la zona bassa della classifica Paternò già retrocesso nel campionato d'eccellenza con San Cataldese, Messina, Ciriale e Vibonese che intendono evitare la retrocessione diretta ma con gli spareggi play-out.
In eccellenza il Licata supera di slancio con un perentorio 5-0 i cugini dell'Unitas Sciacca, che con questa cocente sconfitta abbandonano la zona playoff. Vittoria esterna del Camarat, che sbanga con il minimo risultato il campo dell'Accademia Trapani. Adesso il Camarat rafforza la seconda posizione e si appresta a disputare i prossimi playoff con una tra Giorgio Piana oppure Città di San Vito Lo Capo. Nel girone A di promozione l'Aragona si arrende all'Alcamo e mette in discussione il salto di categoria. Vantaggio aragonese sul calcio di punizione di Piranio all'8°, pari di Pulizzi al 56°, vantaggio alcamese di Lentini e tris finale sul calcio di rigore di Ricobono. Adesso i punti di distacco tra le due battistrada scendono a 3 punti ed a una sola giornata dalla conclusione del campionato, ma attenzione perché potrebbero arrivare altri 3 punti in favore dell'Alcamo, che attende la sentenza del ricorso fatto in merito alla gara persa con il Castel Termini. Le altre agrigentine, quaterna di reti del Gemini con il Fulgatore, vittoria per 2-0 della Margheritese con l'Atletico Partinico, sconfitto invece il Castel Termini a Terrasini con il risultato di 2-1. Nel girone D invece, seconda sconfitta stagionale per l'Acregas, che è stato superato dal Serra di Falco per 1-0. La rete della vittoria nissena porta la firma di Castiglio nei minuti iniziali del secondo tempo. Acregas in inferiorità numerica per l'espulsione di Unniemi per doppio giallo. Adesso si ritorna in campo mercoledì prossimo, 22 aprile, per affrontare ad Aragona la semifinale di andata di Coppa Italia contro il già promosso Priolo. E sentiamo adesso il direttore generale dell'Acregas, Giancarlo Rosati. È finita la penultima, si perde a Serra di Falco, un risultato che cambia poco il finale del campionato. Direttore, oggi è andata così. Fortunatamente il risultato negativo del campo non ha alcuna influenza sulla classifica di campionato, essendo i giochi già fatti. Chiaramente perdere non fa mai piacere, però c'è anche da dire che le motivazioni del Serra di Falco sono notevolmente superiori alle nostre. Noi abbiamo badato in sostanza a fare una partita conservativa, giusto per non rischiare infortuni, per non rischiare affaticamenti. Abbiamo dato spazio ai ragazzi che hanno avuto meno minutaggio in campionato. È stata comunque una partita combattuta, a tratti anche ben giocata da tutte e due le squadre. C'è stata qualche occasione da parte nostra, però a dirla tutta, diciamo, il Serra di Falco ci ha messo più agonismo, più intensità, avendo un obiettivo ancora da coltivare, mentre noi, ripeto, abbiamo badato prima di tutto a non combinare pasticce. Sì, il mister ha fatto riposare parecchi, diciamo, di quelli che dovrebbero giocare mercoledì. È una partita scarna di emozioni, comunque qualche occasione in più l'Acregas, e il Serra di Falco, diciamo, che nel secondo tempo ha sfruttato la vera pallagol avuta e ha vinto la partita. Sì, il tema della partita, insomma, è stato sempre abbastanza chiaro. Noi abbiamo cercato di giocare ripeto, quasi sempre in chiave conservativa, con qualche buono spunto. Poi il Serra di Falco ha messo dentro, diciamo, l'unica vera e chiara occasione da gol in mischia dentro l'area. Archiviato questo, è inutile dirlo, la testa dell'Acregas era già da oggi a mercoledì, perché la semifinale ha una certa importanza. La semifinale è una partita assolutamente fondamentale per il nostro cammino, perché ricordiamoci che dobbiamo raggiungere l'obiettivo, abbiamo il dovere di raggiungere l'obiettivo che è il campionato di eccellenza, e poco importa se questo avvenga ormai tramite la Coppa o tramite i playoff, però il primo appuntamento che il calendario ci dà è di Coppa, e quindi siamo concentrati al massimo per mercoledì, perché sarà una super sfida alla quale siamo già mentalmente preparati.
vogliamo farlo veramente un appello a questo pubblico di Agrigento che una volta per tutte risponda veramente, perché mercoledì abbiamo bisogno di tutti. Ma io penso che i nostri tifosi non abbiano bisogno di particolari inviti, perché l'Agragas ce l'hanno nel cuore, ce l'hanno nel sangue, e in tutti c'è la consapevolezza, anche nei ragazzi della curva con cui ho parlato oggi a fine partita, c'è la consapevolezza che mercoledì è veramente una tappa fondamentale, per cui saranno numerosi, presenti e calorosi. Questo non mancherà, però ripeto, non hanno bisogno di inviti, chi ce l'ha nel cuore sa cosa deve fare. Ci spostiamo adesso a Favara, dove la Castrum ha vinto a Gela per 3-1. Seconda vittoria consecutiva per la Castrum Favara, che al Broccoleri supera il Gela per 3-1 e compie un passo pesantissimo verso la salvezza. Una domenica dal sapore agrodolce, segnata da un clima di profonda commozione per la tragica scomparsa del giovane favarese Gabriele Vaccaro, 25 anni, calciatore ucciso a Pavia. Prima del fischio d'inizio lo stadio si è stretto attorno al suo ricordo, uno striscione in curva e il silenzio carico di emozione hanno accompagnato il pensiero rivolto anche ai fratelli Gerlando e Salvatore, entrambi legati ai colori giallo-blu. In campo la squadra di mister Infantino non ha tradito le attese, serviva vincere per continuare a inseguire una salvezza che fino a poche settimane fa sembrava complicata, e così è stato. Il Gela, già appagato da una stagione più che positiva e con gli obiettivi ormai raggiunti, ha lasciato l'iniziativa ai padroni di casa, che hanno preso subito in mano il pallino del gioco. Favara subito pericolosa con Varela che colpisce la traversa. Al 23esimo il gol del vantaggio, preciso cross di Piazza e incornata vincente di Di Paola. Il raddoppio al 34esimo ancora con un colpo di testa, questa volta l'attaccante Varela, ben servito dallo stesso Di Paola. La ripresa si apre con un'altra occasione per i padroni di casa, un pressing continuo che trova ancora una rete al 16esimo con Piazza. Con il triplo vantaggio il Favara gestisce la partita, ma il Gela trova il gol della bandiera con Giuliano al 30esimo. Se il campionato finisse oggi, la squadra sarebbe salva senza passare per i play-out. Ma sentiamo le interviste in sala stampa. Ma innanzitutto il nostro pensiero, tutta la squadra, la società, va a Gabriele Vaccaro e alla sua famiglia. Credo che l'abbiamo onorato oggi, che era un nostro tifoso, sicuramente sarà felice di questa prestazione, di questa vittoria, e il nostro primo pensiero va a lui, alla sua famiglia, perché sono anche persone che conosciamo personalmente. Sì, la partita è stata come quella di domenica, nel senso che le motivazioni, la voglia, quella fame di togliersi da una situazione che non accettiamo, hanno fatto una grandissima partita, soprattutto il primo tempo c'era un caldo micidiale. Questo tipo di gioco si fa fatica a restare alto, e in questo periodo è difficile, però i ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare per vincere questa partita contro un avversario difficile. Devo fare complimenti a Peppe Misiti perché ha recuperato veramente una situazione importante. Non è facile avere dei giocatori così importanti fuori, però credo che hanno fatto veramente una buona partita. Però dall'altra parte c'era un avversario che aveva fame, voleva regalare questi 3 punti alla loro gente, a noi stessi, e ci siamo riusciti veramente con grande qualità e con grande voglia. All'inizio, al primo tempo, è sembrato fin troppo facile, o abbiamo visto male? L'hanno detto pure a Palermo. Credo che questa squadra ha trovato un equilibrio, quella voglia, quella pressare alto e attaccare tutto assieme, che mette in difficoltà le squadre. Credo che in questo momento questa squadra sta esprimendo veramente, non perché sono allenatore mi tolgo da queste situazioni, mi metto da spettatore, veramente mi fanno entusiasmare, stanno facendo delle cose molto ma molto importanti. Un occhio naturalmente agli altri risultati, alle altre squadre e alle ultime 2 gare. Ma
Dicevo, è giusto festeggiare perché abbiamo affrontato un avversario difficile, era uno scoglio molto ma molto pericoloso, però non siamo salvi. Io credo che ancora ci sono 2 battaglie da fare. Abbiamo fatto tanto, e questo parlavamo stamattina, abbiamo fatto tanto per metterci in questa posizione perché ci davano tutti per spacciati un mese fa. Oggi siamo in una situazione che il nostro futuro dipende solamente da noi. Niente, diciamo che sono contentissimo per questa soddisfazione, sia mia personale ma sia soprattutto per la squadra, perché sono 3 punti importantissimi. Che devo dire, questo è il mio primo gol tra i grandi, quindi è un'emozione, diciamo, unica, è un momento bellissimo e spero che riusciamo nel nostro obiettivo comune. A parte i miei obiettivi personali, voglio che la squadra si salvi, insomma. Che partita è stata? È stata una partita, diciamo, che siamo riusciti subito a indirizzare nel verso giusto, subito comunque abbiamo attaccato, abbiamo creato occasioni, sono arrivati 2 gol e diciamo che poi la partita si è girata verso di noi. E adesso si guarda alle ultime 2. Adesso abbiamo 2 squadre comunque forti, Enna e diciamo, il Paternò purtroppo è un po' sfortunato, ma come ha detto il mister prima, è una squadra che non molla, non ha mai mollato e quindi non lo farà sicuramente anche contro di noi. Dobbiamo dare il massimo, anche di più di quello che abbiamo dato oggi, per battere queste 2 squadre che ci faranno arrivare alla salvezza. Termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci anche oggi seguiti, vi ricordiamo che il nostro TG è visibile sul 93 alle ore 15, alle ore 20 e alle 9 del mattino e poi sul 268 in tutta Italia, nonché sui nostri canali social. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.